Benvenuti per un nuovo viaggio nella terra dei Nurages su Catalan TV, canale 15. Questo format in viaggio con lo scrittore, con me, per farvi vedere, farvi, come dire, abbracciare degli elementi culturali che magari difficilmente potete andare a vedere. Come vedete sono qui oggi in una tomba di giganti. Molti magari non sanno cos'è una tomba di giganti, una tomba è una sepoltura collettiva di ambito nuragico, ma pian piano vi dirò qualcosina senza entrare troppo nei tecnicismi, perché questo vuole essere sempre un format che vi invita a scoprire le cose, i monumenti, i luoghi, le persone, come già avete visto in varie puntate. E appunto oggi sono qui nel territorio di Siddi, un bellissimo territorio nuragico, un bellissimo territorio anche medievale, ma anche pre-nuragico. Insomma, c'è tanto e tanto da vedere e da scoprire, per cui vi invito a venire in questi luoghi e godervi di siffatta bellezza, l'ho detto in maniera poetica. Adesso andiamo a fare un giro, andiamo a scoprire un po' questa magnificenza di tomba funeraria di ambito nuragico e così, insomma, vediamo di che cosa esattamente offre questo territorio, e già nelle vicinanze c'è anche il complesso nuragico di Savogaia che chissà un altro giorno magari andremo a vedere. Poi non vi dirò dove sono diretto e quindi insomma vedrete, seguite. Ricordate di mettere un like anche sul mio canale YouTube, di seguirmi su Facebook, su Instagram, e ora andiamo nella terra dei Nurages. Intanto guardiamo il luogo così ben tenuto, così bello in questa giornata di sole senza vento, magnifico. Quindi adesso noi andiamo a scoprire questo luogo di grande bellezza. Per prima cosa vediamo appunto che insomma quest'area è molto interessante nonostante il materiale di crollo. Vediamo subito il paramento che è veramente interessante. Questo paramento, questa esedra particolare che dall'alto, come avete visto dal drone, è assolutamente, diciamo, a forma taurina, per così dire. Siamo intorno al XIV-XVI secolo a.C., dal materiale ritrovato qui nella camera funeraria. In questo momento io non entrerò perché insomma, c'è un po' di fango, quindi non è molto agibile entrare. Come vedete la struttura è decisamente enorme. Grandi blocchi megalitici, così si può dire, di un basalto se non erro, quindi di una roccia basaltica davvero imponente. E ora vedete quanto è bello qui il corpo inferiore funerario, davvero interessante, forse una delle più interessanti nell'ambito funerario nuragico. Ce ne sono tante ovviamente di interessanti, ma insomma anche il contesto ambientale è notevolmente interessante. Come vedete qui insomma abbiamo una struttura decisamente imponente e che ci fa capire quanto fosse stato difficoltoso edificare il corpo tombale. Ricordiamo, le tombe dei giganti sono una tomba collettiva, quindi diverse decine, se non anche centinaia di persone inumate all'interno, e la terminologia proviene ovviamente dalla cultura popolare, ma non che qui ci fossero dei giganti, assolutamente, perlomeno questo non è mai stato dichiarato vero e ufficiale dalla cultura materiale ritrovata. E noi vediamo assolutamente una struttura di grande interesse, come avete visto anche dal drone, di quanto sia così spettacolare. Questa è una tomba, forse potremmo dire a filari, benché le tombe a filari, quelle che magari conosciamo di Bidistili di Funni oppure Prado Succhiai di Villa Grande Strisailo, Villanova Strisaili, insomma le Grandi Strisaili sono in opera molto più isodoma, poi con il concio a dentelli. Qui ovviamente vediamo anche il restauro di una tomba che dopo millenni non era così agevole e agibile. Adesso proviamo magari a fare un attimino un piccolo, come dire, video all'interno, cambiando la tipologia
di ripresa. Adesso possiamo entrare un pochettino all'interno per vedere almeno la struttura interna. Come vedete, una forma di giva, se vogliamo così dire, ma neanche, insomma. Il corpo tombale è molto simile anche a quelli che abbiamo visto da altre parti. C'è una nicchia sulla sinistra e devo dire che la sua imponenza lascia davvero di stucco, perché questa è la prova ancora ulteriore, la conferma di un popolo, quello nuragico, che erano veramente mastros de pedra, mastros de muru, mastros de architettura. Adesso ritorniamo un po' fuori e vediamo qualcos'altro. Come appunto vi dicevo, e poi insomma ci saranno magari anche altre immagini anche del drone che proseguiranno, questa è una tipologia tombale davvero interessante e le sue proporzioni sono indubbiamente, anzi devo dire quasi in maniera proprio stupefacente, insomma sono proporzioni che ti lasciano di stucco. Per coloro magari che da casa appunto stanno seguendo, che hanno visto tantissime tombe di giganti o anche le tombe a prospetto architettonico che riprendono un po' la stele centinata, benché siano una rifunzionalizzazione, quelle tombe a prospetto architettonico, di una domuldegiana o domuldevadasa, e poi quindi dall'ambito prenuragico all'ambito nuragico, e prettamente nelle zone insomma del nord Sardegna, molto quelle in calcare conosciute di Ossi, ma anche di Florinas. Ovviamente non le sto dicendo tutte, mi scuseranno gli amici a casa, anche su Sfurrighesos, che non è di Anela, che non è in calcare. Ecco che qui vediamo una tipologia davvero interessante, sembra quasi forse arcaica, insomma di una metodologia così arcaica, perché insomma in ambito megalitico, però devo dire veramente che anche poi sul retro del corpo tombale si riesce a capire veramente la maestria e la mentalità costruttiva per l'ambito funerario delle nostre genti nuragiche. Ora io da qui insomma andrò via e magari insomma vediamo di vedere qualcosina anche in paese, a Sinti, una chiesa romanica interessante di San Michele Arcangelo. Vorrei darle uno sguardo e cercare di raccontarvela un pochettino e poi andrò da qualche altra parte, ma non vi dirò niente, per cui seguitemi e sicuramente vi ritroverete ancora nella terra dei Nurages, e quindi per un nuovo cammino, un nuovo percorso per raccontarvi questa nostra terra dagli occhi, dalle emozioni, dal cuore di uno scrittore.
E dalla dimora dell'orco, Sadomu e Sorku della tomba di giganti nel territorio di Siddi siamo proprio qui. Sono qui nel centro abitato di Siddi per farvi vedere la chiesa di San Michele Arcangelo, un gioiello romanico davvero un unicum. Adesso vedremo anche una delle sue particolarità, che è quella dell'architrave appunto di sinistra, insomma davvero interessante per queste figure antropomorfe scolpite. Adesso andiamo, lo vediamo, e il drone ha già volato, probabilmente avete già visto delle immagini che comunque vi accompagneranno in questo breve viaggio, e quindi terminerò questa tappa qui, poi andrò da qualche altra parte e vediamo, insomma seguite e lo saprete. Andiamo. La bellissima e interessantissima chiesa di San Michele Arcangelo, che io ho già visitato paio di volte almeno qualche periodo fa, qualche anno fa, e oggi piacevolmente sono ritornato. Come vedete ha due navate, diciamo così, con due ingressi, di cui uno anche insomma sulla sinistra molto particolare, che adesso vi faccio vedere. Però prima giriamo un po' in tondo, vediamo un attimino che cosa c'è esattamente. Andiamo qui verso destra e vediamo, il luogo è molto molto ben tenuto, pulito, quindi un grande applauso all'amministrazione per come tengono il posto. Vedete un ingresso laterale. Siamo nella metà del XIII secolo, se non ricordo male. Come vedete la tecnica costruttiva è di una marna arenaria, c'è anche del basalto, e vediamo anche l'abside piccolina, che riguarda solo, diciamo, la navata, quella per così dire centrale, quella diciamo principale. Ma guardate che cosa davvero interessante è questo piccolo gioiello romanico qui a Siddi, che io vi invito a visitare, davvero davvero interessante. Guardate anche questo scorcio col campanile della parrocchiale. Qui purtroppo non andrò, visto anche chiusa, ma insomma è in un orario in cui ovviamente sono io quello al di là degli orari consoni. Poi siamo in una giornata di una domenica e quindi non è così semplice trovare tutto a portata di mano, soprattutto per me che viaggio così molte volte in maniera quasi improvvisata. Particolari anche questi mensoloni, insomma mensoloni nuragici. Cosa c'era qui esattamente? C'era un logo nuragico, c'era qualcosa di nuragico. Vedete un altro concio, vedete un altro mensolone. Insomma questa è una zona davvero di grande frequentazione, certamente, come abbiamo visto. È una testimonianza quindi che il culto stesso della vita in generale, della vita in tutte le sue sfaccettature, appunto anche della morte, ha mantenuto qui a Siddi una continuità nei millenni. Adesso andiamo a vedere quello che è appunto questo gioiello così particolare che vi voglio far vedere. Lo vedete? 5 figure antropomorfe, una capovolta così insomma particolare, vedete? E adesso cercherò di allungare il braccio della videocamera e così ve lo farò vedere meglio. Le figure antropomorfe. Questo è un capovolto, queste sono delle figure maschili, forse anche femminili. Questa è probabilmente femminile, forse ha un bambino in braccio, non si capisce, forse una coppia, o forse si tengono semplicemente a braccetto, insomma. Questo è uno dei gioielli di questa chiesa davvero interessante. Qui vi sono anche degli archetti molto interessanti, probabilmente il residuo di qualcosa di precedentemente presente qui. Come vedete, e già anche al suono della campana non ci sta così male assolutamente. Questo è davvero un luogo interessantissimo. Adesso giriamo la camera. E ora forse è meglio chiudere qui, insomma, questo piccolo momento culturale da questo gioiello romanico, per ricordarvi quanto sia importante girovagare culturalmente, conoscere nuovi posti, vedere nuovi luoghi, nuovi monumenti, capire anche attraverso quelle poche piccole pillole che vi vengono offerte anche attraverso il mezzo televisivo, quale comunque sia la necessità di arricchirsi culturalmente, e che la cultura amplia la vitalità stessa del cuore, dell'anima, della mente verso valori, verso una maggiore comunicabilità
di non solo questi periodi storici, quindi delle vicende umane di quel periodo, ma cercare anche di portare delle riflessioni nel nostro tempo così ormai frenetico. E invece qui, come avete visto, con la leggerezza e con la tranquillità di questo e l'umiltà di questa trasmissione della Terra dei Nuraghes, io cerco di raccontarvi dei pezzi di cultura della nostra terra, nella Terra dei Nuraghes. Adesso io o continuerò il mio viaggio oppure vi rimanderò a un'altra puntata, ma restate qui e lo saprete. Un saluto comunque a tutti voi, continuate a seguirmi sui social Instagram, Facebook e YouTube, il mio canale YouTube, dove troverete tutti i video a vostra disposizione e anche quelli musicali. Ancora un saluto.